È stato arrestato dalla polizia il complice del bandito ucciso durante una rapina il 28 marzo scorso in una gioielleria a Palermo. In manetta è finito Onofrio Bronzollino, 33 anni. È stato rintracciato dalle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso. L'altro rapinatore Salvatore Cappai, 34 anni, è morto il 12 aprile nell'ospedale di Villa Sofia, dove era ricoverato. Insieme a Bronzolino aveva tentato di svaligiare il negozio di preziosi Comito in via Portella della Ginestra nel quartiere Speroni a Palermo. Il titolare della gioielleria, Ignazio Figlia, disarmò il bandito dalla sua calibro 38 e gli sparò 2 colpi ferendolo al collo e a un polpaccio e provocando lesioni alla colonna vertebrale. Il suo cuore aveva resistito 2 settimane, nelle quali era riuscito solo a indicare alla polizia con il battito delle ciglia la sua data di nascita su una tavoletta. Quando il 28 marzo infatti era arrivato d'urgenza all'ospedale, i medici non l'avevano potuto identificare. Cappai addosso non aveva documenti, al pronto soccorso non si presentò nessuno dei suoi parenti. Così i poliziotti della squadra mobile erano riusciti a farsi indicare la data di nascita. Da lì sono risaliti al suo cognome. I poliziotti seppero tramite l'anagrafe che Cappai era residente allo Zen, in via Agesia di Siracusa, ed era incensurato. Impugnava una calibro 38, ma forse era la sua prima rapina. Perse l'arma non appena tentò di immobilizzare il titolare della gioielleria. Agli investigatori rimasero le immagini del sistema di videosorveglianza che vediamo e un'auto, una Fiat 500, trovata poco distante. La chiave era nel giubbotto di Cappai.